Siamo arrivati all'ultimo atto della stagione del radicchio del 2013. Mi può ripetere tutte le fasi sinteticamente partendo dal campo di produzione del radicchio del 2012-2013? Il radicchio io lo serio dopo l'imbianchimento, perché là si vede la qualità. Si tira fuori il radicchio e se lo mette sotto un campanone con della torba, poi resta sotto serra fino a fine febbraio se il tempo permette, se lo porta fuori nel campo, aria aperta, se lo trapianta e si fa tutti i trattamenti che servono, insetticidi e tutte quelle cose là. Poi viene messo una rete, un tunnel di rete quando che è in fiore e io metto dentro le api per impollinare. Questo viene messo, abbiamo visto, verso la fine di giugno. Poi ce lo lascia fino al 5 di agosto. Poi se lo raccoglie, se lo porta a casa, si mette sotto un capannone, lo stesso sul rimorchio, a macerare, e adesso è ora di fare la trabiatura. Un mese circa macerato, circa un mese. Ma voi qua di famiglia Micheletto avete sempre tenuto seme di radicchio? O No. Suo papà non lo teneva? No, non lo teneva. Oppure lo teneva, però così in campo aperto, quando era non con tutta la procedura che faccio io. Come faceva allora suo papà? Lo lasciava là e non metteva né rete né niente, pussia qualcosa perché gli uccelli andavano a mangiare il seme e poi lo tirava a casa, ma poco. Ma poi per trebbiarlo come faceva? Con un bastone per terra, un bastone si batteva, era il seme. Questo era il metodo? Una volta, sì. Ma non c'erano le trebbie? No. Oppure c'erano le trebbie, ma per poca roba non venivano. Non aveva conto. Con quel seme lì suo papà se lo faceva bastare? Sì, lo faceva bastare. È andato avanti per parecchio tempo così? Sì, tanti anni. Poi sono arrivato io, con tecniche diverse. E ha cominciato subito con questo con questa attrezza. Che sarebbe? Un mulino. Un mulino? Un mulino che una volta mio padre lo parava per spaccare il grano per le mucche, per le galline. E che miglioramenti ha fatto? Cosa ha fatto? Niente. Perché è tutto come in origine. L'origine, altro non ci sono i crivelli. Allora passa il radicchio da un strappo, diciamo, e insieme viene. Vabbè, allora cominciamo.
iniziate e non avevo mai iniziato bene. Quando vanno con le tebbie? Va un produttore, un altro produttore, poi l'altro che assieme venga un po' mischiata, no? Invece qui? Invece qua Sicuro che è il suo? sicuro è mio e non ci sono perdite, non ci sono niente. Allora adesso? Adesso passiamo con il passaggio finale. Ma questo qui cos'è allora? Il famoso burato, che noi chiamiamo burato per passare il frumento, grano turco, i fagioli. L'ha costruito materialmente lei? Sì, sì. In prima persona? Prima persona. Brevetto Micheletto. E rimeschiare adesso se passa con la macchina allora Con vari passaggi. sì. Passa con pochi giri poi un giro. Ormai è l'ultimo anche, Sì. presumibilmente. Sì. Come ti sembra il prodotto? Bello, prodotto bello. Da cosa vedi che è bello? Il colore che ha e anche il seme abbastanza bello grosso. Ma poi a chi lo dà? Produttori, ma in proprio Così? così viene fatto. Ma grosso modo, se si può dire, più o meno il prezzo quant'è? Al chilo? L'anno scorso, facciamo l'anno scorso, non quest'anno. 50 euro a letto. 50 euro a letto. Meritati penso. Sì. Meritati, visto il lavoro che c'è dietro. Dopo, a parte il lavoro, la qualità. E resta soddisfatto il produttore poi, finora. Vede i clienti fissi? Ritornano sempre? Cioè, ritornano? Vanno via, però anche dopo ritornano. Perché poi ogni altra parte. È giusto così, Queste che vanno fuori, sono bicchieri di questi. Queste sono che? Il carto. È più chiaro e queste più scure. Ah, ecco, quindi più scure sono, più consistenza anche hanno. 3 livelli. 1, 2,
da dentro resta. Com'è? Non serve, va bene, però io faccio un'altra passatina. Quarto giro. Vuoi essere proprio sicuro allora? Sì. Serve la qualità, non la punta. Io guardo la qualità. Per quello arrivano i clienti dopo, ormai quegli amici diciamo. Non c'è... Ma quest'anno ne ho poco da accontentare. Vedi, ancora Scarso. però Adesso diciamo che sei... dovresti essere... il 90%. Al 90%. Se dovessi scrivere germinabilità, diciamo... 90%. Non è poco, Lo dici per esperienza, insomma. Sì. Posso dare la garanzia? Tua personale. Di 20 anni di lavoro su quel settore, di più? Di più, 40. 40 proprio. Hai cominciato così giovane a fare semi? Sposato. Sposato nel? 71. Sì, 40 anni. È per incrementare il reddito allora? L'avevi fatto o no? Sì. Per passione. È per passione. Ma anche qualcosa si prende, insomma, qualcosa. Sì. È tutto un aiuto. Da un chilo quanto radicchio può venire fuori? Non puoi dire. Non abbiamo mai calcolato. Le macchine che sono sul Toro oggi, 5 campi. Da un chilo. 2,5 etri. E invece se viene messo nelle celle, nel sito celle? Sono tutte valide, no? Non si sa. Non ho mai fatto questo. A posto, fatto Camillo, fatto anche questa. Questo è tutto. Soddisfatto? Quantità no, dici? Friolano. Ma qualità ti sembra bene? Sì, qualità. Qualità. Poi metterci la mano sopra. Bello. Veramente bello. Bravo.